qui c'è anche una stagione turistica invernale, quindi quelli che hanno l'urgenza di avere il più possibile sistemato il tutto sono i comuni che lavorano con la stagione turistica invernale. Tenta di giustificare così il presidente dei comuni veneti alcune importanti assenze all'incontro di questa mattina a Longarone. Sarà perché si preannunciava molto tecnico, sarà perché l'urgenza è per impianti sciistici più che per le spiagge, fatto sta che c'erano più tecnici che primi cittadini. Eppure fin qui era arrivata anche chi l'esperienza della devastazione l'ha già vissuta e per questo era pronta a suggerire le mosse giuste. Dopo la calamità c'è un'altra calamità che è quella burocratica, che è legata appunto alla richiesta dei cosiddetti risarcimenti, cioè di contributi, però se fin dall'inizio gli amministratori, in collaborazione con tutti gli enti, quindi con lo Stato, con la Regione, con le province, riescono ad impostare bene, poi riescono a dare anche assistenza ai propri cittadini. Un'occasione perduta per chi non si è presentato, considerando che nel pomeriggio la discussione con il responsabile della Protezione Civile Nazionale ha portato già alla prima modifica del provvedimento, legata alle spese da affrontare nell'immediato e da inserire nei bilanci comunali. Un bel segno di dinamicità amministrativa mai visto prima d'ora in Italia. E sono anche orgogliosa di come stanno reagendo, perché voglio dire c'è un'efficienza, un'organizzazione insomma, che è notata e anche invidiata. Il tema è che c'è ancora molto da fare e soprattutto per gli sciacalli insomma, vanno fermati e mi pare che insomma, sia importante anche quello che è stato inserito. Il riferimento è al capitolo dell'ordinanza sull'utilizzo dell'esercito voluto dai nostri amministratori, che dà la dimensione di quanto Veneto ci sia nelle regole firmate da Borrelli. Sarà anche per questo che i sindaci, prima linea di queste avversità, alla fine si sono salutati con ottimismo. Mi sembra buona. L'importante è che ci siano delle garanzie sui soldi che adesso possiamo impegnare sull'emergenza.